Buonasera e benvenuti a tutti. Questo è il quinto incontro dell'ITS Tour. È un ciclo di 7 incontri nel corso del quale le 7 ITS Academy del Veneto incontrano e si presentano alle imprese del sistema Confartigianato. Questa sera è dedicata alla presentazione dell'ITS Academy Marco Polo, Sistema, Mobilità e Logistica. Quindi avremo l'opportunità di conoscere la sua organizzazione, i contenuti formativi proposti e l'opportunità di collaborazione che un istituto superiore di questo tipo può avviare con il mondo artigiano. Avremo quindi modo di poter sentire la diretta testimonianza di alcune aziende che collaborano con l'ITS, di una ragazza che sta facendo uno stage presso una delle aziende che collabora con l'ITS Marco Polo e anche la voce diretta delle nostre imprese che daranno il loro punto di vista circa la necessità di avere delle figure professionali formate ed esperte specialistiche in questo settore. Un primo momento di questa serata è dedicato alla presentazione del manifesto di posizionamento che esprime un po' il pensiero, la visione del Confartigianato del Veneto rispetto al mondo della formazione specialistica e di quello dell'ITS in modo particolare. Chiedo quindi al Presidente Michele Varotto, che è il Presidente della Federazione Regionale Trasporto, Logistica e Mobilità, di intervenire e di aprire appunto la serata illustrandoci questo manifesto. Prego Michele. Buonasera a tutti e saluto i miei colleghi presidenti. La presentazione leggo una relazione che abbiamo preparato per spiegare un po' la giornata che stiamo effettuando. Quindi comincio e sarò veloce, diciamo. Allora, buonasera a tutti, grazie alla Federazione, a IVL e alle associazioni territoriali e un grazie particolare a tutto il gruppo di lavoro che si è impegnato per rendere possibile questo tour estivo. Saluto e ringrazio il direttore della Fondazione ITS Enrico Morgante per essersi fin da subito reso disponibile, i nostri relatori, i colleghi imprenditori per la loro presenza e l'attenzione che hanno rivolto a questo tema da tutti sentito. È stato per un periodo per noi molto complicato, ma siamo stati resilienti, ha prevalso l'orientamento al futuro. Questo è il quarto degli appuntamenti estivi che compongono il ciclo di webinar dedicati all'ITS, che intendono far conoscere di più e meglio le nostre imprese, l'offerta formativa di questo canale formativo. Un'iniziativa che in continuità con il convegno del 23 aprile, che ha avuto tra i relatori il Ministro dell'Istruzione Bianchi e l'assessore Donanzan della Regione Veneto, si propone di rendere concreto il sodalizio tra impresa e ITS e porre le basi per un nuovo patto per il lavoro del futuro, di cui siamo protagonisti i giovani con le loro competenze. Gli ITS sono uno degli interlocutori a cui guardiamo con interesse e può rispondere a un fabbisogno specifico, quello di tecnici con competenze specifiche per l'innovazione delle nostre imprese. Sappiamo che il fabbisogno espresso dalle imprese del nostro settore non è soltanto quello di tecnici, che sono però centrali per gestire i processi di transizione e i servizi necessari alla stessa. Questa sera ci dedicheremo a questo tema, ma la nostra attenzione è alta anche verso gli altri percorsi formativi professionali che ci consentiranno di rispondere in modo sempre più performante a quei fabbisogni professionali più operativi che contraddistinguono il nostro settore. Quindi ai colleghi imprenditori presenti questa sera dico però che non possiamo non guardare con interesse a queste proposte formative, perché all'interno delle nostre imprese per crescere abbiamo bisogno di persone complementari, capaci cioè di essere consapevoli di quello che sanno fare loro, di quello che sanno fare gli altri, ma soprattutto sanno che insieme si può fare molto di più. E questa è la competenza centrale e distintiva di questi percorsi. Futuro, imprese, competenze, ITS. Intorno a questi concetti abbiamo costruito il nostro manifesto, un'affermazione dei nostri valori e dei nostri impegni, della nostra visione della formazione dell'impresa come luogo di apprendimento e formazione. Allora, il manifesto che questa sera condivido con voi sono 10 punti che adesso verranno mostrati in slide e io ve li leggerò. Il titolo è Noi imprese del sistema Confartigianato, imprese Veneto. Quando mi dite comincio con i 10 punti. Sì, un attimo che stiamo caricando. Inizi pure, stiamo caricando le slide. Ok. 1.
Vogliamo che il mondo dell'istruzione e della formazione interagisca con il nostro sistema, reagendo alle sollecitazioni delle imprese per la crescita del capitale umano. 2. Vogliamo che la formazione e il mondo dell'impresa sviluppino politiche e strumenti atti ad assicurare il pieno diritto di cittadinanza delle persone che operano nel mondo economico. 3. Pensiamo che dal connubio scuola-impresa devono essere attivati i processi di accelerazione dei cambiamenti sociali, economici e le opportunità connesse al pensiero creativo e democratico che stanno alla base del sviluppo economico. 4. Ci impegniamo con il sistema dell'education a promuovere una nuova stagione di mestieri delle professioni che operano nell'impresa artigiana. Vado avanti, ci siamo? Sì, un attimo. Sì. Prego, vado avanti. 5, siamo al 5. 5. Ci impegniamo a ibridare le culture e le tradizioni del lavoro con le nuove culture della sostenibilità. Aspetta che vedo anch'io. Ok, sono tutti iscritti. Ok. 6. Pensiamo che la formazione tecnica, sintesi di saperi scientifici, sia uno strumento di espressione della creatività, dello spirito imprenditoriale. 7. Ci impegniamo affinché l'allievo diventi il soggetto che attivi i processi di sviluppo strategico, generazionale, organizzativo nell'impresa artigiana e sia portatore di competenze pluridisciplinari di valore assoluto. 8. Vogliamo che il laboratorio dell'azienda artigiana sia il luogo ideale per valorizzare le applicazioni tecnologiche e la manualità artigiana. Auspichiamo che la nuova didattica, che il mondo dell'istruzione e della formazione necessariamente farà propria, rafforzi quegli strumenti e quelle modalità di apprendimento esperienziali che hanno determinato il successo dell'ITS, le alternanze, gli apprendistati e i tirocini. 10. Noi ci attiveremo per promuovere il servizio tra impresa e mondo dell'istruzione e formazione per far sì che questo avvenga tramite l'apprendistato quale sintesi di una nuova scommessa per il lavoro del futuro. Grazie, ho concluso. Dico 2 parole. Credo che poi sul dibattito, su questi 10 punti che ho letto, ho cercato di mettere a fuoco, ci sono molti spunti da interagire poi con un buon dibattito, quindi 2 o 3 cose le voglio dire anch'io dopo nel dibattito. Quindi vi lascio la parola ai prossimi e ringrazio tutti quanti. E vi saluto i miei colleghi presidenti. Grazie Presidente, allora, prendiamo sicuramente nota della sua volontà di intervenire successivamente e la ringrazio per la presentazione e la condivisione di questo documento programmatico. Quindi chiederei ora a Giulia Rosolen, che è responsabile dell'area competenze e mercato del lavoro di Confartigianato Imprese Veneto, di condividere con noi alcune riflessioni ed analisi proprio sul ruolo degli ITS nel Veneto e sul futuro dei loro giovani e all'interno delle nostre imprese. Quindi Giulia, lascio a te la parola. Grazie Elisa, grazie mille, grazie anche al Presidente Varotto che ci ha dato lettura del manifesto che esprime bene la visione del nostro sistema rispetto agli ITS, che è stato costruito dal gruppo di lavoro composto da dirigenti, da tecnici delle associazioni territoriali, che anche questa sera mi fa piacere ringraziare per l'enorme lavoro che hanno fatto per rendere possibile questo ciclo di serate. Siamo alla quinta. Anche finora è andato tutto bene, per cui e se è andata così è proprio perché c'è stato un grande lavoro dietro di tutti i colleghi dei territori, per cui davvero grazie. Nella mia relazione cercherò di essere il più breve possibile, cercherò di raccontarvi brevemente che cosa sono gli ITS, quali sono i numeri degli studenti iscritti a questi percorsi e diplomati nella nostra regione, confrontandoli anche con i numeri a livello nazionale. 2 parole su quello che è l'iter di riforma in atto di questo canale formativo, per poi chiudere con un approfondimento dedicato all'apprendistato di alta formazione e ricerca, che è il contratto che consente alle nostre imprese di poter avere all'interno appunto delle imprese dei giovani studenti provenienti dagli ITS. L'apprendistato è uno dei canali con cui può essere attivata una collaborazione
con gli ITS, in questo caso con l'ITS Marco Polo, ma poi sono molte le opportunità di collaborazione che ci verranno poi spiegate nel corso della serata direttamente dal responsabile referente dell'ITS. Iniziamo subito e partiamo con il descrivere che cosa sono e dove si posizionano rispetto all'offerta formativa del nostro paese. Gli ITS sono una proposta formativa post diploma. Agli percorsi ITS possono iscriversi ragazzi, le persone in possesso di un diploma quinquennale, quindi che provengono da licei, istituti tecnici, istituti professionali, ha al momento una durata biennale, ha una durata di 1800-2000 ore, e una gran parte di queste ore sono dedicate ad un'esperienza pratica e concreta che i ragazzi iscritti agli ITS svolgono direttamente all'interno delle imprese. Al termine di questo percorso biennale i ragazzi conseguono un diploma, è un diploma non universitario al momento, che ha un valore EQF pari a 5, quindi è poco inferiore al valore di una laurea, e sono importanti perché hanno saputo dare una risposta alla domanda di competenze provenienti dal mondo dell'impresa. Rispetto infatti ad una laurea universitaria, il percorso degli ITS è decisamente più professionalizzante, un po' perché una parte consistente del percorso si svolge all'interno dell'impresa, un po' perché gran parte dei docenti di questi percorsi provengono proprio dal mondo del lavoro. Questi percorsi sono stati introdotti nel nostro paese nel 2008 con un DPCM, sono poi diventati operativi qualche anno dopo, quindi a partire dal 2011. Da allora in avanti gli iscritti a questi percorsi sono sempre più aumentati. Ogni anno si iscrivono più ragazzi e si diplomano più ragazzi di questi percorsi. Però, come vedete da questi grafici, i numeri sono ancora molto contenuti. La linea gialla rappresenta la nostra regione, mentre la linea arancione rappresenta i numeri complessivi registrati a livello nazionale. Nell'ultima rilevazione disponibile effettuata dal Ministero, gli iscritti agli ITS, che si riferisce al 2019, sono stati 764 in Veneto rispetto a circa 5.100 a livello nazionale. Quindi vedete immediatamente come rispetto al numero nazionale la nostra sia una regione che comunque intercetta molti giovani in questi percorsi. Siamo la seconda regione dopo la Lombardia. Lo stesso vale per i numeri relativi ai diplomati. Ecco, sebbene i numeri della nostra regione siano buoni, è chiaro che questi ragazzi rimangono pochi se commisurati al fabbisogno invece espresso dal mondo delle imprese. In questa slide potete appunto vedere quali sono i titoli di studio posseduti dalle persone assunte dalle imprese del sistema mobilità con meno di 49 dipendenti nel 2020. Come vedete, considerando solo le imprese fino a 49 addetti che hanno fatto assunzioni appunto nel 2020 appartenenti al settore del trasporto, della logistica e del magazzinaggio, che è proprio quello a cui si rivolge questo ITS, vedete come 390 queste assunzioni sono state appunto effettuate con persone in possesso di questo titolo di studio. Probabilmente le assunzioni sarebbero state di più riguardanti questo tipo di persone con questo titolo di studio se ci fossero stati più tecnici nel nostro mercato del lavoro con questo titolo. Se andiamo a verificare la percentuale delle assunzioni di persone con il titolo di ITS sul totale, possiamo verificare come l'istruzione tecnica superiore riguardi sostanzialmente il 4% del totale degli assunti scusate, c'è un errore, dal sistema mobilità e logistica nel 2020. Alla domanda se la piccola impresa sia un alleato, un potenziale soggetto interlocutore di questi percorsi, la risposta è sì. Lo vediamo guardando questo dato che si riferisce alla distribuzione delle imprese sede di tirocinio degli studenti ITS per classe di addetti. Come potete vedere, più del 70% delle imprese che ospitano ragazzi degli ITS in tirocinio ha meno di 49 dipendenti, che rappresentano appunto la stragrande maggioranza delle imprese sedi di tirocinio di questi ragazzi. Quindi alla domanda possono essere una risposta alle esigenze anche della piccola impresa, i numeri sembrano dirci di sì.
per aumentare il numero degli iscritti ai percorsi ITS, il governo Draghi è impegnato in un processo di riforma degli ITS volto proprio ad aumentarne i numeri. Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ha stanziato 1,5 miliardi di euro per andare proprio a finanziare il rafforzamento di questo canale. In questi giorni si sta discutendo alla Camera una riforma e in questo dibattito il nostro sistema ha contribuito offrendo proprio nelle mani del Ministro Bianchi una proposta di testo unico sugli ITS che ha un obiettivo prioritario, quello di rafforzare il ruolo della piccola impresa nell'ambito di questi percorsi formativi. Abbiamo quindi proposto l'introduzione di incentivi fiscali e di una detassazione volta appunto a favorire l'ingresso delle piccole imprese nei partenariati degli ITS o comunque nell'attivare forme di collaborazione anche a mercato con gli istituti tecnici superiori, l'introduzione di agevolazioni contributive e ad hoc per gli incentivi economici previsti per l'attivazione dell'apprendistato di alta formazione e ricerca con gli ITS. Abbiamo poi chiesto appunto un impegno importante sul fattore orientamento, perché se sono ancora pochi ragazzi che scelgono questi percorsi è perché probabilmente ancora non sono sufficientemente conosciuti, sufficientemente noti. Quindi un rafforzamento dell'orientamento nei confronti dei giovani ma anche delle famiglie, oltre che una stabilizzazione dei finanziamenti per questi percorsi che seguono ancora una logica di finanziamento annuale. Arrivo adesso all'ultimo tema, che è quello dell'apprendistato di alta formazione e ricerca, che è il contratto principe con cui questi ragazzi già nel momento in cui frequentano gli ITS possono essere portati all'interno delle nostre imprese. È una tipologia particolare di apprendistato che, a differenza di quello a voi più noto, che è l'apprendistato professionalizzante, prevede 3 componenti necessarie. Una prima componente è costituita dalle ore di formazione che i ragazzi trascorrono all'interno dell'ITS, quindi in aula ma poi attraverso diverse metodologie didattiche. Per queste ore non è prevista alcuna retribuzione, la retribuzione è azzerata. Per le ore in cui i ragazzi invece si formano all'interno dell'azienda è prevista una retribuzione al 10% di quella spettante per il livello di inquadramento che è stato prescelto per l'inserimento del giovane in azienda. Per le ore invece di effettivo lavoro è prevista una retribuzione all'80% se si tratta del primo anno di ITS o dell'85% nel caso di secondo anno, rispetto appunto alla retribuzione prevista per il livello di inquadramento, anche qui prescelto. Rispetto a questa tipologia di apprendistato, in Veneto, per le imprese artigiane o le imprese comunque aderenti ad EBAV sono previste 3 servizi che vanno in qualche modo ad incentivare l'attivazione di questa tipologia contrattuale. Sono previste delle forme di rimborso per l'attività di consulenza e coprogettazione del percorso formativo, oltre che dell'accompagnamento contrattuale. Sono previste azioni di formazione rivolte ai tutor aziendali, oltre che per adeguare i sistemi di salute e sicurezza volti appunto ad ospitare dei giovani con questa tipologia contrattuale. Sono stati poi inoltre previsti dei servizi e delle prestazioni in favore dei ragazzi assunti con questa tipologia contrattuale. Abbiamo previsto una borsa di studio finanziata da EBAV che riconosce ai ragazzi che si diplomano nell'ambito del contratto di apprendistato di 1.050 euro. Abbiamo poi previsto la possibilità di accedere al nostro fondo di assistenza sanitaria integrativa a San in Veneto, oltre che una quota aggiuntiva al nostro fondo di previdenza complementare. Abbiamo quindi cercato di porre le condizioni perché i ragazzi degli ITS scelgano di entrare nelle nostre aziende e per le aziende possa essere interessante anche dal punto di vista economico accoglierli. Se vogliamo fare una comparazione, diciamo che poi ovviamente il tutto va approfondito con i vostri appunto consulenti dell'area paga e delle associazioni, ma diciamo che il costo è molto vicino a quello di uno stage extracurricolare per avere i ragazzi in azienda che entrano però già con un contratto. Ecco, questo in maniera molto sintetica quello che volevo raccontarvi questa sera. Rimaniamo poi ovviamente a disposizione per tutti gli approfondimenti. Rispetto invece all'inquadramento
del nostro sistema produttivo, del nostro tessuto imprenditoriale. Lancio ora un breve video in cui Anna Miazzo del nostro ufficio studi vi racconterà com'è composto il tessuto imprenditoriale in Veneto, con uno specifico riferimento alle imprese della mobilità e della logistica. Prego la regia. Le 7 ITS Academy del Veneto, con i loro 55 percorsi, intercettano una fetta piuttosto importante del tessuto imprenditoriale della nostra regione. Parliamo infatti di oltre 196.000 imprese, per un totale di 28 mestieri coinvolti. Tra questi citiamo l'abbigliamento, l'arredo, ma anche la chimica, gomma e plastica, l'edilizia, gli elettricisti e l'elettronica, l'ICT e grafica, ma anche alimentazione, ristorazione, meccanica, trasporto merci e trasporto persone. Oltre il 75% di queste imprese è impresa artigiana, mentre le imprese con almeno un dipendente sono 83.000, di cui 34.000 artigiane. All'interno di queste imprese operano oltre 1 milione di addetti, di cui 265.000 in imprese artigiane. I lavoratori e le dipendenze sono 767.000, di cui 149.000 nell'artigianato. L'ITS Marco Polo interessa essenzialmente 2 mestieri, il trasporto merci e la logistica, per un totale di 37.000 imprese potenzialmente interessate. Di queste, 6.300 sono imprese artigiane. All'interno di queste imprese operano 104.000 addetti, di cui 16.000 nell'artigianato. I lavoratori e le dipendenze sono invece 63.000, di cui 8.100 nell'artigianato. Eccoci, e grazie a Giulia, e credo che gli spunti che arrivano dalle riflessioni lanciate da Giulia e anche dai dati oggettivi dell'ufficio studi di Confartigianato Imprese Veneto ci facciano riflettere ulteriormente e ci mettano nelle condizioni di poter parlare dell'offerta formativa che l'ITS offre. Quindi l'ITS Marco Polo, che è un ITS che basa la propria competenza specifica sulla mobilità, la logistica, sia via terra che del sistema ferroviario. Chiedo quindi ad Alfio Raunisi, che è coordinatore dei corsi dell'ITS, che questa sera fa le veci del professor Morgante, che si è dovuto assentare per causa di forza maggiore. Chiedo quindi appunto al professor Raunisi di darci un po' un quadro generale sulla struttura, sui numeri dei vostri corsi, quali sono i profili professionali formati, che caratteristiche hanno le aziende che strutturalmente collaborano con voi sia nella fase di aula che di stage e di occupazione, e soprattutto appunto quale può essere l'aggancio importante che possiamo avere con il mondo delle micro e piccole imprese che il nostro sistema Confartigianato rappresenta. Quindi professor Raunisi, lascio a lei la parola, le chiedo di accendere il microfono e grazie. Eccomi qua. Grazie a voi, grazie dell'invito. Una domanda, le slide le condividete voi o le condivido io? No, le condivida pure lei, che così Benissimo. sa come poi scorrerle. Benissimo. Allora, intanto approfitto per portare i saluti del dottor Morgante, che come diceva lei poc'anzi si è trovato impossibilitato a partecipare all'incontro. Per cui farò io da relatore per questo breve commento di presentazione. Desidero però in qualche modo cogliere l'opportunità che ci ha dato la dottoressa Rosolén con una presentazione così, diciamo così, ampia e interessante, un quadro piuttosto ricco. Scusate che scorro un attimo le slide, un quadro piuttosto ricco di quella che è un po' quello che è un po' lo stato dell'arte che guarda al mondo della scuola, alle imprese e appunto in particolare agli ITS, con la prospettiva appunto di generare occupazione di qualità nel territorio. Diciamo che io, oltre ad essere coordinatore della Fondazione ITS Marco Polo, sono un docente, per cui sono uomo di scuola e molto spesso, come dire, tendo a puntare il dito e in qualche modo a cogliere
le occasioni che mi si propongono per fare delle riflessioni su quel mondo appunto particolare che è il mondo della scuola e il mondo accademico. Prima di tutto bisogna ricordarsi appunto che la nostra materia prima, il nostro punto di riferimento sono e restano i ragazzi, per cui è su di loro che bisogna lavorare, è su di loro che bisogna, come dire, puntare tutta la nostra attenzione. E questo discorso riguarda un po' tutti, no? Riguarda le istituzioni, riguarda un po' il mondo formativo, ma anche il mondo aziendale, tutti coloro che in qualche modo poi chiamano appunto questi ragazzi ad assumere responsabilità anche attive di cittadini consapevoli che devono poi in qualche modo proporsi al territorio, dando, no, in qualche modo ciò che hanno appreso, ciò che li ha formati, e quindi una restituzione che sia in qualche maniera garanzia di un percorso strutturato e costruito insieme a loro. Dicevo prima, la dottoressa Rosolena ha fatto un quadro piuttosto interessante, no? su quello che è appunto in generale il mondo della formazione e di che cosa quindi abbiamo bisogno. Abbiamo bisogno a partire proprio dalle fondazioni degli ITS che sia costruita ma in maniera significativa e quindi che abbia qualità, ecco, una rete, un canale che in qualche modo guardi a quella che è l'area professionalizzante, quindi a quella formazione terziaria che nel nostro paese fino ad oggi è stata estremamente carente. Abbiamo sentito i dati per cui abbiamo avuto, come dire, un percorso di scolarizzazione classico fino al quinto anno e poi la scelta tra il mondo dell'università e il mondo del lavoro. Mancava, no, quel coinvitato di pietra invece che la formazione terziaria che si caratterizza per un forte legame tra scuola e impresa. Cioè quella diciamo così, caratterizzazione che in qualche modo guardi in maniera significativa i bisogni produttivi del territorio e che riesca a far dialogare questi due mondi che poco si sono parlati, cioè la scuola e le imprese, e insieme trovare appunto quel trait d'union che permetta di poi finalizzare gli interventi in maniera intelligente. Questo ovviamente resta, poi vado velocemente a presentare le schede, resta il punto, diciamo così, di fragilità di tutto il sistema, no? Perché appunto sappiamo che il nostro paese è il secondo paese manifatturiero d'Europa, ma se facciamo questa domanda all'interno di una classe del quinto anno di un percorso di studi superiori, ad essere generoso lo sanno in 2 su 10, e la cosa grave è che neanche le famiglie ne sono accorrenti. Questo cosa ci fa, in qualche modo cosa ci fa pensare, cosa ci suggerisce? Ci suggerisce ovviamente la necessità di doversi in qualche modo spendere, la dottoressa Rosolena faceva riferimento a un'azione di orientamento più significativa, più corposa, più importante. Ecco, bisognerà permeare un po' tutto il tessuto un po' anche domestico, permettetemi il termine, familiare, con una serie di informazioni che siano, come dire, facilmente anche comprensibili da parte delle famiglie e che quindi spingano poi delle riflessioni i ragazzi e i loro genitori, perché ricordiamocelo, è un'età in cui molto spesso come dire, si concorda un po' in famiglia alla scelta del proprio futuro professionale e occupazionale, verso una conoscenza che ancora oggi è molto residuale, Ecco, detto questo, direi che la giornata di oggi è quella di in qualche modo chiamare un po' alla presentazione la fondazione rispetto appunto al mondo imprenditoriale. Ci conosciamo già perché sono anni che operiamo nel settore, per cui sappiamo già un po' qual è, diciamo così, il riferimento a cui la fondazione in qualche modo si dà il proprio, diciamo così, significativo contributo dal punto di vista occupazionale, cioè un percorso biennale che nasce da un bisogno territoriale già nel lontano 2015, da un'area importante che è quella portuale di Venezia, a cui appunto è collegata un po' una tessitura aziendale molto variegata e che, come dire,
chiede in qualche modo, no, delle risposte formative importanti, soprattutto in quell'area appunto della logistica, dove è necessario sempre di più un valore professionalizzante che sia, come dire, agganciato ai tempi e quindi che risponda un po' a tutto il know-how tecnologico che vediamo che è prepotente e che negli ultimi anni ha fatto un salto qualitativo estremamente importante, e quindi la necessità di costruire una filiera. La filiera ovviamente abbiamo provato a metterla in piedi, l'Istituto Luzzatti ha un percorso di formazione logistica quinquennale, alla fine del quale i ragazzi possono, ecco, se lo desiderano, ma li accompagniamo in questo percorso scolastico verso poi una scelta di questo tipo, switchare verso il mondo del lavoro attraverso una formazione che è quella che, come dire, offre appunto la Fondazione Tessa Marco Polo biennale con, spiegava bene, quindi non voglio ripetermi poc'anzi la dottoressa Rosolén, attraverso una formazione in aula, una formazione in azienda che impatta per circa 1000 ore nel biennio, per cui è una formazione importante. Sono diverse le opportunità che la Fondazione offre al territorio, vanno caratterizzate per area territoriale, appunto c'è una sede a Venezia che è la sede principale, la sede diciamo cui fanno riferimento anche gli uffici organizzativi della Fondazione, che si trova appunto alla zona marittima a Venezia, poi si articola con diverse presenze nel territorio. Una tra queste appunto è l'Istituto Luzzatti, che al suo interno, grazie appunto alla generosità della Fondazione, ha potuto implementare il percorso con la realizzazione di un laboratorio di logistica che non era presente in ambito provinciale e che posso dire, senza dire, timore di essere smentito, uno dei più innovativi in ambito nazionale, grazie anche al supporto di aziende importanti come l'azienda Espetec. Quindi un laboratorio che lavora con applicativi gestionali che sono, come dire, aziendali, quindi altamente professionalizzati. Una sede a Treviso con un'industria Treviso con la quale appunto si collabora anche dal punto di vista occupazionale per sia la collocazione per attività di formazione sia poi appunto per ricerca aziendale. Poi c'è tutta la parte, diciamo così, del mondo scuola con l'Istituto Riccardi a Treviso che offre spazi per lo svolgimento delle attività d'aula e l'Istituto Sansovino di Oderzo che ospita alcune attività formative con appunto laboratori in presenza, perché anche lì in quella sede c'è una formazione in logistica. Una novità recente dello scorso anno è la sede di Rovigo, che vedremo poi più avanti, anche lì sviluppa un percorso di formazione mirato appunto per la logistica aziendale, e infine Milano un nuovo corso che speriamo possa avere inizio quest'anno con la caratterizzazione di un percorso legato alla mobilità sostenibile e alla figura del responsabile delle risorse umane. Perché ci siamo, diciamo così, proposti sul territorio in questo modo, e perché la nostra offerta formativa ha come dire, scelto questo tipo di target? Perché abbiamo imparato, soprattutto negli ultimi anni, a coprogettare con le imprese, quindi a chiedere e a verificare con le imprese qual è il bisogno su cui andare a insistere, andare a costruire percorsi che poi possono essere realmente spendibili e quindi che rappresentano un'occupazione per i ragazzi e che allo stesso modo siano un punto di forza per quelle imprese che chiedono innovazione e chiedono competenze sempre più qualificate e aggiornate. Allora, la figura del logistico su Venezia, come potete ben immaginare, è costruita, diciamo così, attorno alla logistica, diciamo così, dei sistemi innovativi per la mobilità, guarda tutto il mondo marittimo, ma non solo, perché abbiamo anche un importante hub aeroportuale, per cui anche lì, insomma, si è costruita una rete di interconnessione che permette in qualche modo di restare agganciati appunto a quelle che sono le richieste che arrivano da quelle realtà. È chiaro che il profilo è legato a un forte contenuto di tipo professionalizzante e ovviamente estremamente operativo, perché il lavoro è sul campo,
e in qualche modo, diciamo così, dà una risposta a tutto quel bacino a cui faceva riferimento poc'anzi la professoressa Rosolè, di aziende e imprese che di questi, diciamo così, studenti altamente qualificati e formati hanno necessità e bisogno. Il corso per la conduzione dei mezzi ferroviari invece è un percorso un po' più di nicchia, diciamo, guarda come istituto tecnico superiore alla gestione e alla manutenzione, oltre che alla conduzione dei mezzi ferroviari, permette di conseguire una serie di certificazioni molto importanti, perché come potete immaginare, insomma, alla fine del biennio si raggiungerà poi una qualificazione di conduttore, quindi un patentino che permette di condurre il treno, ma ci sarà anche ovviamente poi la possibilità di qualificarsi con riconoscimenti quali appunto manovratore, preparatore treno, verificatore, quindi non solo quello del macchinista. È un percorso che viene gestito in partenariato con il SEFORM, che è appunto un ente di formazione riconosciuto dall'ASL nazionale, e approfondisce ovviamente, grazie a queste forti professionalizzazioni, tutte le competenze tecniche e gestionali che il settore ovviamente richiede. Il trasporto marittimo, portuale e aeroportuale guarda non solo, come dicevo poc'anzi, alle imprese diciamo così, che vengono a definirsi su quel mondo, come dicevamo, che guarda l'area portuale ed aeroportuale, ma anche ad una logistica più aziendale. Quindi un tecnico che sia in grado di gestire i flussi e i trasporti logistici della catena, quindi della supply chain, che sappia operare all'interno di imprese di produzione in quelle che sono appunto le aree di approvvigionamento e che forniscono appunto come imprese anche servizi logistici, spedizionieri, trasportatori, fornitori di servizi integrati, insomma tutte quelle realtà che hanno, diciamo così, la possibilità di sviluppare percorsi che siano più integrati alla logistica aziendale. Questa è un po' la figura che risponde al percorso di Treviso e in qualche modo, no, in maniera similare anche a quello di Rovigo, e dicevamo appunto poc'anzi che una forte attenzione è diciamo così posta al territorio e su Rovigo le necessità di legare un po' tutte le piccole aziende del territorio e fare rete, in qualche modo dare risposte anche ad offerte che arrivano in maniera importante. Adesso si parlava dell'apertura di un hub logistico da parte di Amazon sulla provincia di Rovigo, insomma richiede quindi una qualificazione importante ed eccoci presenti sul territorio a dare una risposta anche a quel tipo di realtà. Quali sono le imprese partner con cui dialoghiamo? Appunto sono le aziende della logistica, le case di spedizione, le imprese portuali, le imprese ferroviarie, le manifatturiere e in particolare le imprese di trasporti. Ecco, qui vorrei soffermarmi un attimo per riprendere un po' quello che avevo detto poc'anzi, cioè la capacità in qualche modo che ha avuto la fondazione di legare, fare tessiture di rapporti tra impresa e mondo della scuola che hanno generato frutti molto interessanti. Quello che abbiamo in qualche modo strutturato, siamo in qualche maniera, adesso non vorrei essere eccessivo con le buone pratiche, però voglio dire, l'esempio è stato quello di mettere in gioco risorse e competenze, no, di vari comparti del mondo, sia dell'impresa che della formazione che dell'istruzione. È stato costruito un laboratorio, realizzato un laboratorio di logistica che permette ai ragazzi di fare da un lato una gestione, no, di quella, come dire, gestione classica che è il magazzino, e dall'altro invece l'aspetto più innovativo, gestione e controllo delle flotte. Una cosa estremamente, come dire, interessante anche dal punto di vista appunto aziendale. Sono molte le richieste che arrivano, ragazzi qualificati che siano in grado attraverso un software di monitorare un po' tutto il sistema, diciamo così, di gestione della movimentazione delle merci attraverso appunto la movimentazione su strade e non solo, quindi dalla fase del disponente fino al controllo di tutto il percorso della catena logistica che dal magazzino poi arriva all'utente finale. La gestione quindi del trasporto attraverso un software così importante, così articolato, è una scommessa sulla quale insomma contiamo di poter poi
dare delle risposte qualificate e significative nei prossimi anni. Abbiamo iniziato quest'anno, c'è stata l'inaugurazione, abbiamo già fatto la formazione per i docenti e per i docenti sia del mondo della scuola sia della fondazione. Gli studenti iniziano il percorso durante il quinquennio di studio, diciamo così, superiore, quindi durante gli anni in cui sono all'Uzzatti e conseguono il diploma di Stato, per poi fare il salto di qualità e quindi l'alta specializzazione nel biennio formativo ITS. L'azienda, lo dico per correttezza, l'azienda che ci ha supportato, che ci ha messo a disposizione il know-how e quindi quella che è il loro punto di forza, è stata l'azienda Espritec, che poi tra l'altro è un'azienda del territorio che è diventata un'azienda internazionale, ma che ci ha veramente messo nella condizione di poter partire. I soci fondatori lo leggete, insomma sono moltissimi, con molti di loro c'è già, come dire, una storia, per cui ci sono rapporti consolidati ormai da anni, e la cosa più interessante è quella di come dire, dialogare con le aziende chiedendo loro, e lo dicevo prima, lo ribadisco e lo sottolineo, chiedendo loro la possibilità di, come dire, coprogettare con la fondazione, avere la possibilità di essere loro stessi a proporre e a dare suggerimenti alla fondazione per costruire insieme i percorsi formativi che siano sempre più aderenti ai fabbisogni del territorio e delle aziende stesse. I percorsi al momento, diciamo così, sono caratterizzati da alcuni aspetti, come dire, di innovazione. Quello a cui facevo riferimento prima è quello del Mobility Manager, che nasce nella Fondazione ITS Marconi di Venezia, ma si colloca territorialmente su Milano, quindi sulla scuola 8 marzo di Milano, all'interno della quale verranno poi effettuate le attività formative. La novità sta nel fatto che questa figura è diventata in qualche modo obbligatoria. Con il Covid ci siamo un po' resi conto tutti di quanto sia stato difficile organizzare e movimentare le persone, il lavoro stesso a cui appunto erano chiamati a rispondere, quindi insomma una figura che diventa emblematica e sicuramente strategica per i prossimi anni. Profili professionali, mi ripeto, sono legati appunto al mondo della logistica e dei trasporti, e il nostro know-how più interessante, quello più, come dire, obiettivamente ricco di attenzioni. Poi abbiamo tutto il mondo, diciamo così, doganale, delle spedizioni, tutte le imprese di autotrasporti con le quali appunto stiamo dialogando in questi ultimi anni in maniera molto più intensa e proficua, responsabili di magazzino, la figura nuova del mobility e poi il macchinista e il preparatore treni come, diciamo così, figure un po' più di nicchia che sono legate a una logistica appunto ferroviaria e quindi già più definita e collocata in un settore ben specifico. I nostri studenti ormai, come dire, abbiamo fatto rete, siamo, come vedete, sono moltissime le aziende con cui, lo diceva prima la dottoressa che ha presentato appunto le aziende del territorio con cui la Fondazione dialoga. Ovviamente spendiamo affinché ci sia una correlazione sempre più stretta tra mondo dell'impresa, scuola e, lo ribadisco, formazione terziaria. Le aziende hanno bisogno di studenti che siano qualificati e preparati, noi cerchiamo di farlo al meglio, ma con loro abbiamo bisogno continuamente di dialogare e di confrontarci. Con Fartigianato Veneto abbiamo, diciamo così, più volte proposto percorsi che sono stati anche un po' scollegati, no, dall'ITS, ma che in qualche modo conducevano la scuola verso un'attenzione professionalizzante sempre più qualificata, e ci siamo, come dire, molto spesso trovati anche ad accogliere percorsi di formazione da parte di Confartigianato a scuola. Questa, diciamo così, è stata un'azione molto proficua che in passato ci ha permesso di conoscere quindi la vostra realtà. Adesso le vostre aziende, le vostre imprese possono essere, diciamo così, per la Fondazione un elemento estremamente importante per, ribadisco quello che ho detto prima, qualificare percorsi e dare più significato anche alla formazione che siamo in grado di proporre ai nostri ragazzi, perché con loro dobbiamo in qualche modo
fare squadra e quindi arricchire questo scambio. Il mondo dell'autotrasporto e un po' della logistica del magazzino vede molte delle vostre aziende, insomma, che dialogano con la fondazione e la necessità è quella di implementare quanto più possibile questi percorsi, generare quindi dei begli incontri e delle buone opportunità, non solo per i ragazzi, ma un po' per tutto il mondo impresa e scuola con cui le aziende devono dialogare. Ecco, io avrei finito, se c'è qualche domanda sono a disposizione, se no lascerei la parola alla presentatrice. Grazie professore. Sì, lascerei subito la parola a Davide Vanin dell'azienda TCE, anche perché appunto ha un'esigenza di scappare subito. Davide Vanin è una delle aziende, è rappresentante di una delle aziende del territorio che bene ha saputo cogliere l'opportunità di avere in azienda una mente giovane, una mente fresca, una figura che esce dall'ITS e che quindi all'interno dell'azienda sta facendo uno stage. Credo che sia anche più di una figura che ha trovato impiego poi in un secondo momento all'interno dell'azienda, quindi chiederei anche a Davide un po' una testimonianza di questo, un po' di cosa si occupa la sua azienda, di qual è l'ambito di intervento specifico e un po' come consiglierebbe anche ai suoi colleghi del mondo dell'autotrasporto e della logistica che sono collegati questa sera, cosa consiglierebbe e come consiglierebbe di accogliere questi ragazzi che escono con una professionalità molto, molto elevata, molto tecnica, ma che hanno bisogno di lavorare e di investire anche la loro professionalità all'interno di un'azienda. Quindi Davide, grazie. Grazie per la presentazione. Come dicevi, sono Davide Vanini, rappresento TCE Trasporti. Noi siamo un'azienda che fa trasporti e logistica alimentare prevalentemente nel settore gelo, quindi a temperatura controllata. Il settore nostro è un settore abbastanza in nicchia e serve un'altra specializzazione, quindi non è il classico trasporto su gomma e da sempre facciamo fatica a trovare figure formate, figure competenti, figure che diano il loro contributo all'azienda. Siamo avvicinati all'ente inizialmente per formare le nostre persone, formare i nostri impiegati, i nostri direttori del traffico, un po' tutte le figure, per poi invece cogliere l'occasione di avere delle persone già formate dall'ente da inserire in azienda per un periodo tra l'altro lungo e praticamente gratuitamente, quindi avere la possibilità di testarle, di inserirle nella struttura e adesso ad oggi credo siano una quindicina quelle che abbiamo provato e di 15 le abbiamo tutte quante tenute. Fortunatamente per carità l'azienda cresce, quindi c'è sempre bisogno di nuove figure, ma devo dire che piuttosto di andare a formare una nuova persona, avere l'opportunità di avere qualcuno che ha studiato logistica e conosca questo mondo e soprattutto se si è avvicinato a questo mondo vuol dire che è interessato a fare quello nella vita, è fondamentale per noi perché ti risparmia sicuramente molto tempo e trovi delle persone che hanno quell'input, cioè vogliono fare appunto logistica. Basta, quindi il mio consiglio sicuramente è quello di provarlo perché non ha nessun senso non provarlo, non sperimentarlo. Ad oggi siamo noi che chiediamo in continuazione personale da provare, da inserire, quindi non siamo più noi che siamo contattati secondo me formazione e le persone formate sono un po' la chiave di oggi, visto che il nostro settore è stato un po' mistrattato negli anni, mentre oggi negli ultimi anni si capisce l'importanza che ha, si capisce anche l'importanza che si ha nel farlo bene, nel farlo con dei determinati modi e quindi benissimo avere personale di questo tipo, quindi esperienza per noi fantastica. Basta, questo ho da dire. Grazie Davide per il tuo contributo. E a proposito di esperienza e
riprendo quello che ha detto il professor Aunisi perché mi ha colpito in modo particolare, cioè di cittadini consapevoli che restituiscono al territorio quanto hanno ricevuto. Credo che questo sia un passaggio fondamentale per i nostri giovani che appunto studiano, ricevono una formazione specialistica importante e poi devono potersi e devono anche sapersi reinserire, cioè inserire in un mondo del lavoro che magari non è quello che si sono immaginati fin da subito, ma che comunque deve assomigliare il più possibile alle proprie aspettative e ai propri desiderata. Chiedo quindi a Gaia, che è arrivata da poco perché da ligia studentessa del secondo anno di ITS ha finito la sua giornata di stage, quindi poi si è collegata solo quando ha finito la sua giornata di stage. Chiedo di darci un po' la sua esperienza. Lei sta svolgendo questo stage presso l'azienda Vecon di Porto Marghera, si occupa di trasporti terra, nave e di container, quindi è un lavoro anche molto importante, impegnativo di verifica, controllo, ispezione. Gaia ha uno stage che finisce a settembre, quindi vedrà impiegata tutta l'estate in questo senso, avrà gli esami di ottobre e quindi da ottobre in poi quali sono le sue aspettative per trovare un'occupazione nel settore. Gaia, se puoi accendere audio e video. Allora, praticamente grazie comunque all'ITS sono riuscita a fare uno stage sia l'anno scorso, quindi fra virgolette questo è il secondo anno di stage che faccio nell'azienda portuale della Vecon e diciamo che come futuro, quindi da settembre in poi, data anche un po' fra virgolette la situazione della pandemia, quindi il Covid, un po' le difficoltà, l'azienda non si è sbilanciata troppo, però comunque secondo me ci sono buone prospettive future, dato anche che comunque quest'anno ci fanno, a me ed altri ragazzi che facciamo lo stage là, ci stanno facendo vedere altre parti dell'azienda, quindi altri uffici, altre realtà comunque aziendali, operative. Quindi secondo me questa comunque è una cosa molto positiva per un futuro, ecco. Bene, quindi tu stai facendo uno stage che durerà quanto? Allora, quest'anno dura più o meno tutti i mesi estivi, quindi per ora sono 3 mesi e mezzo, quasi 4, più 3 e mezzo dell'anno scorso, quindi è quasi a grandi linee quasi un anno di stage. Bene, e quindi insomma è un impegno costante lavorativo che molto si avvicina a quello che è un impegno nel mondo del lavoro a tutti gli effetti, insomma la possibilità di vedere con mano quello che potrebbe essere poi il tuo futuro, insomma. Sì, esatto, avvicina molto, anzi praticamente è come se lavorassimo là, quindi abbiamo anche le responsabilità che derivano comunque da poter poi lavorare in quell'azienda. Quindi non siamo solamente affiancati, ma siamo, non dico da soli, perché comunque almeno dove sono io nel mio ufficio c'è sempre una persona che se c'è bisogno ti dà una mano. Però comunque si aspettano che noi siamo indipendenti dopo la formazione, ecco. Certo, e qual è la competenza acquisita nell'ambito dei 2 anni di studio che più ti stai portando e che più riesci a tradurre in termini di lavoro all'interno dell'azienda? Allora, ecco, sicuramente la logistica per quanto riguarda il trasporto e l'intermodalità, dato comunque che io sono all'ingresso del terminal Vecon per l'appunto e quindi ci occupiamo dell'ingresso e dell'uscita dei container e quindi molte volte dobbiamo organizzarci con l'ufficio booking, che quindi è quello che prende le prenotazioni per l'appunto dello scarico del carico del container, quindi capire anche la logistica e sapere da noi cosa c'è dietro e quindi poter magari anche trovare una soluzione che si adatta meglio, ecco. Quindi sia il fatto della logistica intermodale in generale. Benissimo. Grazie Gaia per il tuo contributo, insomma è sempre comunque importante, come dicevamo prima, avere anche una voce di chi effettivamente vive anche l'esperienza dello stage all'interno di un'azienda. E un'azienda che sicuramente ha un impatto importante, un'azienda che si rivolge al territorio in modo importante. Un'altra cosa che diceva prima il professor Aunisi e che mi sono appuntata è l'importanza della coprogettazione di percorsi formativi fra le imprese del territorio e le strutture, una struttura come l'ITS Marco Polo. E quindi
quindi è importante proprio per questo, e questo è un primo momento, ma ne seguiranno altri e sarà sicuramente un primo passo, apriamo la strada, visto che parliamo di mobilità, una collaborazione importante fra Confartigianato Imprese Venete e l'ITS Marco Polo. Dicevo appunto è importante raccogliere la testimonianza di imprese artigiane che sottolineano comunque in modo anche importante come i profili in uscita dagli ITS di fatto dovrebbero essere anche date competenze tecniche. Anticipo un po' probabilmente quello che saranno gli interventi delle nostre imprese, raccontandoci un po' i giorni scorsi, sottolineavano appunto l'importanza di avere ragazzi che abbiano magari anche le patenti, che sappiano di normativa, di trasporti, di carico-scarico e che consentano quindi anche di poter essere inseriti in modo pratico operativo nella vita dell'azienda. Come veniva citato prima, appunto le varie figure che sono soprattutto quelle addette alla logistica, al magazzino, devono essere affiancate anche dalla figura dell'autista, no? L'autista che non è più quell'immagine della persona che sale in camion, guida, dorme, guida e basta, cambia, come diceva la signora Quaglia l'altro giorno, non è più quello che cambia la ruota. No, è quello che ne sa di logistica, ne sa di trasporti, ne sa di strade, ne sa di geografia, ne sa anche di informatica e quant'altro, e quindi deve avere anche competenze tecniche e di gestione importanti. Quindi sono figure che dovrebbero magari nascere e poi in un secondo momento, una volta capite anche le dinamiche del lavoro, passare agli uffici tecnici di competenza, proprio per avere una competenza a 360 gradi come il mercato richiede ad oggi. Quindi chiederei innanzitutto magari al Presidente Varotto, visto che voleva prima, ci ha accennato prima di voler intervenire nuovamente, abbiamo avuto un po' una presentazione dell'ITS, un po' una presentazione anche di una testimonianza di un'azienda che ha al suo interno dei ragazzi in stage e di una ragazza appunto che sta facendo uno stage all'interno di queste aziende. Volevo chiedere quindi appunto al Presidente Varotto di condividere con noi le sue riflessioni, le cose che voleva dire, quello che ci voleva anche un po' dire prima. Poi chiedo intanto anche a Franca Quaglia di Trasporti Servizi Mastrotto, a Nazareno Ortoncelli di Ortoncelli Trasporti e Paolo Marcon della Marcon Autotrasporti, magari di prepararsi accendendo intanto il video per poter condividere un po' di riflessioni insieme. Prego Michele. Sì, dico intanto 2 o 3 parole perché dopo non vorrei prendere Ti la chiedo di scia. alzare un po' l'audio se riesci o di avvicinarti. Adesso mi sentite? Poco. Poco, vabbè, provo a avvicinarmi. Allora, dirò poche cose perché dopo ci sono anche i colleghi, non vorrei dire tutto io, però intanto Elisa hai fatto un bel specchio del settore del trasporto puro, quello dell'autista che riguarda il nostro lavoro, che poi è applicato alla logistica. Quindi l'autista di adesso non è più un autista, ma è una persona a 360 gradi che deve avere una formazione molto ampia perché lavora in più campi, quindi logistici, di leggi, di regole, di informatica, tutto questo. Quindi sui 10 punti che erano stati e sul discorso dell'ITS che non è nato da tanto, quindi nascendo da quello che ho intuito ed è giusto a Venezia nell'area portuale, è cresciuta nel sistema di treni di portuale perché automaticamente quello era la ricerca del personale in quella zona. Col tempo vedo che l'ITS cerca di ampliare, come dire, il campo applicativo della formazione degli studenti che arrivano. Adesso il campo applicativo si allargherà sicuramente nel mondo della logistica e dell'autotrasporto. Noi siamo ben lieti di accompagnare questi nuovi corsi per quest'anno, per i prossimi anni. E un'idea che parlavo anche con un altro presidente, che dopo Ortoncelli dirà anche lui altre cose, sul discorso delle patenti, che noi siamo disposti a accompagnare il corso formativo del personale
degli studenti che nei 2 anni automaticamente, parallelamente, chi vuole può conseguire una patente che è importantissima, e noi siamo disposti, se non dico a pagarla, a trovare i fondi, a trovare sull'ente bilaterale le possibilità di accompagnarli, perché ha un costo, ma credo che oltre al sistema formativo, logistico, informatico che noi abbiamo bisogno, avere anche come dire, la cosa principale, che è la patente in tasca, è una cosa primaria, perché si parte da quella. Qua siamo tutti imprenditori dell'autotrasporto che siamo partiti perché avevamo la patente in tasca, e dopo nel percorso formativo di ogni persona cambia il mondo del lavoro, perché chi vuole stare in ufficio, chi vuole stare fuori, è molto ampio come una persona decide di interpretare il suo mondo lavorativo. E quindi, visto che c'è l'ITS, noi come Confartigianato Veneto, sui nuovi corsi, accompagnare di prendere una patente allo studente, credo che sia una cosa primaria per noi e anche per la formazione dello studente, perché è una cosa importantissima. Non sembra, quando chi veniva dalla patente militare, quindi poi vecchi che la prendevano, ce l'avevano in tasca, ancora gente che non guida, dice ma io ce l'ho, e io però un giorno che succede potrei fare. Quindi è una cosa che a noi ci manca, questo bacino che avevamo. E nel mondo della logistica è importante, e dico sempre, mandatevi fare stage, ma proprio mandate dall'inizio, da scaricare i pacchi, da muovere il muletto, da mettere dentro, come dire, gli scaffali, perché poi dall'ufficio, quando si preparano tutto il sistema informatico, si capisce la connessione con il mondo reale, manuale, e quello informatico, e questo dà un valore aggiunto alle aziende. Adesso lascio un po' le parole a Paolo e a Nazareno e a Alessandro, che ho parlato del mondo del trasporto, ma anche il mondo delle persone, del trasporto persone e taxi, importantissimo anche quello. Grazie Presidente. Per galanteria direi che lasciamo la parola prima a Franca Quaglia della Trasporti. Non ti preoccupare, della Trasporti Servizi Mastrato. Franca, ci siamo appunto confrontate un po' l'altro giorno per preparare questo incontro, ma appunto volevo condividere con tutti la riflessione, no, che facevamo, e mi ha colpito molto quello che è stato ripreso anche dal Presidente Varotto. Non ci sono più gli autisti di una volta, per dirlo, e anche col professor Raunisi, sempre preparando un po' l'incontro, dicevamo certo, sicuramente quando abbiamo fatto il nostro percorso sperimentale non facevano neanche in tempo a finire la giornata di formazione, che erano già inseriti in un'azienda. Quindi assolutamente, Franca, condividerei con lei questa riflessione, magari raccontandoci anche un po' quello che la vostra azienda fa e come vive il territorio, e questa necessità di avere comunque delle figure tecniche specialistiche importanti come quelle formate anche dall'ITS all'interno della vostra azienda. Buonasera a tutti, grazie Elisa per avermi dato la parola, e anche grazie a tutta l'organizzazione che ha preparato questa serata, che è veramente interessante. Io sono amministratore delegato della Trasporti e Servizi Mastrotto SRL di Montecchio Maggiore, un'azienda che è nata nel 1947, quindi più di 70 anni di attività sul territorio nazionale e anche qualcosa di estero. Noi facciamo carichi completi, non facciamo collettame, abbiamo trasporto di macchinari perché abbiamo dei mezzi con la gru, abbiamo circa 60 unità tra trattori, motrici, rimorchi e semirimorchi, e spaziamo insomma un po' su quello che sono i trasporti in generale. Come hanno detto i colleghi, l'ITS sta facendo un bellissimo lavoro di formazione con queste figure tecniche, e a noi autotrasportatori però manca questa figura di autista, e quindi mi sento di suggerire come nuova prospettiva di dare una formazione a questi ragazzi anche su quello che sono tutte le parti legate al codice della strada, al codice del lavoro, perché noi vediamo che abbiamo sì tante, le persone che lavorano insomma nelle nostre aziende sono ormai persone di una generazione passata, dove, come diceva il Presidente giustamente Varotto, avevano acquisito molto della loro
capacità professionali attraverso le patenti acquisite a militare, oppure chi aveva campi e usava il trattore, quindi avevano una passione e entravano in questo mondo già con una preparazione di un certo tipo. Oggi non ci sono più queste figure e non troviamo ragazzi giovani, anche perché è diventato un mondo molto complicato, legato a molte leggi, anche su quello che sono appunto i tempi di guida, di riposo. Ci sono leggi che ormai uno dovrebbe appunto essere laureato per poter guidare un mezzo. Hanno bisogno di avere a seguito CQC, patentini ADR, sono tutte qualificazioni per rendere la professionalità della persona sempre all'altezza di quello che richiede oggi il mercato del trasporto. Quindi la possibilità di ampliare queste formazioni per far sì che anche le aziende, come diceva prima anche il signor Vanin, inserire nelle proprie aziende persone che hanno già fatto un determinato percorso sia di logistica ma anche su questi temi, può dare dopo la possibilità di scegliere l'attività che un giovane più gli si addice, o quello di restare in ufficio e seguire la filiera del controllo delle flotte, oppure uscire e avere la possibilità di salire su un mezzo e poter girare il mondo con una certa competenza. I mezzi oggi sono tutti all'avanguardia perché sono tecnologicamente composti da 1000 spie, senza contare il tachigrafo intelligente che è di seconda generazione, che ormai viene installato su tutti i mezzi e che richiede comunque una preparazione direi di alto livello per poterli usare. Credo che le vecchie generazioni, le passate generazioni trovino una difficoltà abbastanza forte per essere all'altezza di utilizzare tutte queste cose. Proprio anche nell'ultimo incontro che abbiamo avuto con il nostro presidente nazionale, il signor Genedani, ha fatto presente alla ministra Bellanova proprio la necessità di trovare personale, di avere personale a disposizione per dare all'autotrasporto una dignità anche su quello che è tutto il settore in sé, che comporta dalla parte di redditività ma anche dalla parte del personale. Ecco, io mi allaccio a quello che ha detto il professor Raunisi, che ha detto che ci sono appunto questi ragazzi che a fine percorso escono con il patentino per condurre il treno, i macchinisti, quindi perché no avere la possibilità che da questi istituti escono ragazzi che hanno la possibilità di acquisire, come diceva anche il presidente Varotto, accompagnandoli la patente di guida. Sarebbe una grande novità e necessità, soprattutto per noi trasportatori, arrivare ad avere questo. Ne abbiamo bisogno perché proprio non troviamo autisti, quindi cerchiamo attraverso questi anche istituti tecnici così di formare queste figure, perché ce n'è una grande necessità. Grazie, io non aggiungerei altro e lascio la parola agli altri colleghi. Grazie a Franca, credo che il professor Onisi arriverà a casa questa sera con un sacco di spunti e di riflessioni da condividere con il professor Morgante già da domani mattina. Altri spunti arriveranno sicuramente dal presidente Nazareno Ortoncelli, e invece di lui nella preparazione dell'incontro mi è rimasta impressa questa frase: non è possibile che organizziamo persone che sono bravissime, che formiamo persone bravissime nella logistica, nel magazzino, nella mobilità, e poi gli chiedi dov'è Bucarest e casca dal pero. Quindi su questo lancio la provocazione e chiedo al presidente Ortoncelli di intervenire in questo senso, insomma, della necessità di avere figure professionali formate, tecniche, specialistiche, ma che possano e che sappiano vivere anche il territorio e il lavoro a 360 gradi. Che volevo dirvi, buonasera a tutti. Quello che è stato detto viene ripetuto inevitabilmente ogni volta che si fanno questi dibattiti da tutte le imprese che riguardano specialmente il mondo del trasporto. Quindi noi chiediamo la formazione di autisti che siano competenti, che abbiano le patenti e che poi possano fare esperienza nel campo e passare poi veramente a fare negli uffici della logistica integrata efficiente, e non che guardi solo il costo, ma guardi le competenze di tutti quanti gli amministrati che abbiamo
nel territorio. Questa è la verità. Quello che hanno detto tutti quanti viene ribadito sempre, è stata ribadita da Gaia, è stata ribadita da Michele, e chiunque voi sentirete parlare di trasporto, ma comunque anche di altre attività, che possono essere metalmeccanico o altro, tutti quanti vogliono che la formazione parti dal basso per poter crescere. Se vogliamo avere dei manager o comunque della gente preparata per il futuro, che sarà molto più difficile di quello che ho provato io, c'è bisogno di una competenza primaria. Di conseguenza poi gli autisti devono sapere, quelli nuovi, i giovani, devono sapere la geografia, come dicevi te prima. Anche i miei figli soltanto. Le scuole non li preparano geograficamente, non sanno dov'è la campagna, non lo sanno, devono guardare su smartphone oppure si fanno guidare dal TomTom e magari sbagliano strada, fanno ma sì, tanto che sì. E mentre noi una volta stavamo molto più attenti su che cosa si faceva, su cosa si guidava, poi io faccio dei trasporti particolari, eccezionali, quindi se non abbiamo non patentati, se non abbiamo autisti abbiamo delle grosse difficoltà, ora come ora non ce ne sono più perché hanno quelle competenze. Io sto andando in pensione, gli altri miei collaboratori stanno andando in pensione, quindi tra poco, quando ci sarà un passaggio generazionale, non so cosa succederà. Però cosa volete che vi dica? Io ho sentito a tutti che quello che ha detto prima lo ripetirei completamente sillaba per sillaba. Ci serve un mondo competente di un lavoro competente e di autisti che siano in grado di fare il salto di qualità. Tutto qua. Buonasera a tutti e grazie e complimenti comunque per la trasmissione. Speriamo che questo ITIS riesca a esprimere quello che vogliamo noi come imprenditori e come associazione, che siamo una ciglia di trasmissione tra la scuola e il mondo che lavoriamo. Ciao a tutti. Ciao. Grazie, grazie Nazareno. E chiuderei il ciclo di interventi chiedendo a Paolo Marcon della Marcon Autotrasporti di raccontarci un po' la sua esperienza, che non è strettamente legata all'ITS Marco Polo, ma la Marcon Autotrasporti attraverso Europro, che è l'altra azienda che hanno, sta partecipando ad un progetto di accelerazione d'impresa in collaborazione con l'Istituto Veneto per il Lavoro, Confartigianato del Veneto e la Fondazione Ca' Foscari, e loro invece hanno provato l'esperienza e l'opportunità di lavorare con i ragazzi dell'ITS Meccatronico. Questo perché? Perché hanno inventato un'idea, hanno messo a terra un'idea progettuale che magari ci racconterà adesso proprio anche Paolo Marcon, e quindi al di là poi del contenuto specifico, che è sicuramente interessante e stimolante, hanno provato con mano ad avere in azienda e a collaborare in modo importante con dei ragazzi, con delle figure quindi giovani, specializzate e professionalmente preparate e tecnicamente preparate, che hanno aiutato e contribuito ad apportare delle innovazioni tecnologiche in azienda. Quindi chiederei a Paolo Marcon, insomma, di raccontarci un po' questa esperienza. Intanto anche presentando la sua azienda per chi non la conoscesse, perché ovviamente l'esperienza e la tipologia dell'azienda è legata poi alla sfida progettuale che hanno affrontato. Prego Paolo. Buonasera a tutti, grazie per la serata, per l'importante incontro che stiamo facendo, perché è sicuramente formativo anche per noi, perciò lo ritengo sempre importante. Prima di parlare del progetto vorrei condividere tutte le idee che ho sentito finora da Michele Varotto, la signora Franca Quaglia, Ortoncelli e quant'altro, perché la nostra esigenza, a suon di ribadirla, magari verrà ascoltata la necessità di avere gli operatori che sono i veri protagonisti della logistica, cioè gli autisti, e perciò non posso che essere favorevole all'idea di Michele Varotto che nei vostri corsi, diciamo, venga affiancata anche la possibilità, cofinanziandola con altri enti, di creare queste patenti, magari trovando qualcuno si innamora di nuovo del nostro lavoro, che non è così disgraziato come lo dipingono in giro per il mondo. Detto questo, come diceva lei, abbiamo avuto anche un'esperienza di altri stage di ragazzi che vengono da scuole qui della zona. Io personalmente ai giovani ci credo tanto e ne ho provati, ne ho trovati di preparati, come posso dire, di svegli, di attivi, ne ho visti secondo me di spaesati, però quello che ho notato un po' in tutti è
che arrivano insomma con un'idea del trasporto, della logistica un po' staccata da quella che è la realtà, e immagino non sia una novità. Però sono un po', fanno fatica a capire cos'è un camion, e è brutto per uno che deve inserirsi nel mondo della logistica, non saper tonnellaggi, non saper portate, non saper dimensioni. Però insomma dopo vedo chi è di buona volontà ha sviluppato queste capacità, tanto è vero che un paio di ragazzi sono rimasti in azienda, sono qua con noi, e vedo che trovano entusiasmo su questo. Perciò sicuramente i corsi specifici potrebbero aiutare di più questa gente a inserirsi e a trovare. Sottolineo un fatto che magari mi è sfuggito ma non ho sentito: le aziende indubbiamente si stanno ingrandendo tutti, dal mondo veicolare stiamo un po' andando verso aziende di 10, 15, 20 e probabilmente nel futuro ancora numericamente più grosse, perciò l'operatore logistico sicuramente diventa indispensabile in ufficio, e questa è una cosa che magari è una figura che forse 20 anni fa non era così ricercata, ma nel tempo diventerà sempre più ricercata e sempre più importante, perché per fortuna 20 anni fa un camion poteva girare per l'Italia mezzo vuoto, adesso deve essere organizzato perfettamente per questioni di costo che non dobbiamo mai dimenticare, che sono anche il problema della mancanza di autisti, perché non voglio far perdere tempo alla gente, ma rimane ancora un lavoro poco pagato purtroppo per il sacrificio e per le tempistiche che ci impiegano sti dipendenti su sti camion. Ma su questo abbiamo già discusso tutti, insomma abbiamo capito qual è la nostra necessità. Tornando all'altro progetto, sono veramente contento di quello che ha fatto qui, perché devo dire che io l'ho solo appoggiato con qualche idea, ma il grosso del lavoro è stato fatto dal mio ufficio, da questi ragazzi dell'istituto che citava lei prima. Meccatronico, si sono praticamente inventati il progetto, nel senso che mi ricordo l'esordio di questo progetto, ho detto ma cosa possiamo fare nella logistica di nuovo? Non avevamo idea, poi questi ragazzi insomma sono partiti dai nostri sigilli e le cisterne eccetera, e per farla breve hanno studiato, perfezionato e messo in pratica, l'hanno studiato anche meccanicamente, un sigillo che dia tracciabilità. Un sigillo per sigillare può essere il container piuttosto la cisterna, ma può dare delle temperature, la localizzazione. L'idea era partita dal fatto che può essere importante per delle materie che viaggiano per il mondo, insomma capire se hanno mantenuto sempre le temperature costanti o se sono state al freddo, al caldo, al sole e quant'altro. Però al di là del progetto, che tra l'altro mi pare che a livello veneto siamo arrivati i primi, abbiamo vinto, perciò insomma è stato segnalato come uno dei migliori progetti, come il miglior progetto all'interno della sfida, diciamo, fra ITS per il settore agroalimentare. Esatto, è stata una bella soddisfazione. Adesso andiamo a Roma, vediamo se siamo stati veramente bravi, però al di là di questo, quello che mi ha dato più soddisfazione è vedere questi giovani, come dicevo prima, l'entusiasmo che ha messo non lo hanno fatto tanto perché dovevano, perché ci credevano veramente nel trovare qualcosa di nuovo. Perciò voglio dire, dobbiamo dar fiducia, dar stimoli a questo tipo di situazioni e dare comunque un'istruzione di competenza. Questo è importante, perché tornando a come è iniziato il discorso, bisogna che siano molto specifici i corsi, soprattutto come diceva la signora prima, il nostro mondo è molto particolare, ha una miriade di leggi, una miriade di problemi. Faccio un esempio nel mio, sto ragazzo che adesso mi segue in ufficio, volenteroso, fa una fatica mortale a capire il tachigrafo, per lui è un mondo che gliel'ho spiegato, glielo spiego ogni giorno mi fa una domanda, giustamente per fortuna me le fa, mi dice ma perché così? E fanno fatica perché nessuno gliel'ha mai spiegato, perciò lui quando è venuto qua uscendo mi dice ma cos'è sta roba? Allora gli spiego, ma non sanno neanche dove si inserisce la tessera. Perciò insomma del lavoro ce n'è da fare, e non voglio ritornare sui stessi temi, autisti ci mancano, anche operatori logistici ci mancheranno e bisogna lavorare per formarli, per crearli, perché la logistica è il futuro di un paese, e senza la logistica, che ne dicono i nostri industriali, la merce non si muove dalle loro fabbriche, perciò siamo un anello importante, forse alle volte dimenticato, ma importante comunque. Tutto qua. Grazie Paolo. Quindi direi che abbiamo concluso insomma un po' il giro di interventi delle nostre aziende. Il professor Aunisi voleva cogliere un po' anche subito questi spunti. Insomma, abbiamo capito come ci sia la volontà da parte del mondo di Confartigianato, delle nostre imprese, di partecipare alla coprogettazione, alla testimonianza all'interno del vostro ITS e ad accogliere i vostri ragazzi che vogliono fare delle esperienze
vere e reali sul campo. Quindi professore, visto che insomma, ci teneva prima a replicare, fra virgolette, insomma, a dare un po' una conclusione a questo incontro, prego, le lascio la parola. Non ha il microfono acceso. Ti chiedo scusa, mi si è rotto il clima, per cui dovete avere pazienza, rischio di farneticare, sono in sauna da un po'. Allora, intanto ringrazio tutti coloro che sono intervenuti, spunti molto interessanti, ci sarebbe da parlare anche a lungo. Paolo Marcon ha detto una cosa in chiusura estremamente interessante che condivido appieno, che quel settore specifico è un settore che muove le imprese, nel senso che permette alle imprese di essere presenti con i loro prodotti nel mondo. Io ritengo, per la mia esperienza, che è un po' la spina dorsale, no, della logistica aziendale, un po', e questo lo dico non per piaggeria, ma perché in realtà ne sono pienamente convinto. Il dottor Varotto diceva prima delle patenti del periodo della guerra, quando ancora il militare esisteva per tutti noi. Anch'io, insomma, non sono più giovanissimo, io sono uno di quelli, me la sono tenuta quella patente molto cara, me la tengo ancora, avrei potuto evitare di rinnovarla, la rinnovo sempre, e questo è uno spunto interessante, perché diceva Franco Quaglia prima, parliamo di passione. Questi ragazzi hanno un'età in cui sviluppano una passione per le cose, no? Lo sappiamo, siamo un po' tutti genitori. Ecco, una patente per loro è passione e competenza. Passione e competenza, ed è il momento in cui quel raggiungimento, no, di quella competenza è anche una gratificazione. Sono giovani e hanno voglia di, sentirsi protagonisti. Dobbiamo accompagnarli in questo. Dobbiamo fargli, presente che cosa si può aprire nel loro futuro, no, quando si mettono in gioco in un certo modo, e dargli la possibilità di conquistare dei traguardi, no? E guardate, questa cosa è un po' vecchia, no? Il patentino per i muletti, per i traspallet, per altre cose che insomma nel mondo della logistica così ampia, così variegata, sono tutte piccole conquiste, no? Sono tutte piccole, stelline da conquistare, in qualche modo gratificano e motivano moltissimo i ragazzi. E la motivazione, quando è forte e importante, sviluppa competenza indubbiamente e crea passione. Ecco, questo anello ci permette in qualche modo insieme di poter accompagnare i ragazzi nella scelta post diploma, e una scelta che li orienti con qualità e con formazione avanzata. A Paolo Marcon dico che noi con Texa di Monastier, azienda importantissima nel settore del know-how tecnologico per il settore automotive, abbiamo avuto modo di vedere con i nostri studenti, perché abbiamo un corso di meccanica autoriparatori, che cosa vuol dire oggi lavorare su un mezzo pesante, quali sono le condizioni che bisogna in qualche modo affrontare, la qualità, no? Per poter poi giocare un ruolo importante in quel settore. Quindi competenze molto alte, know-how e tecnologia sempre più avanzata. Potrei spendere tante parole, meritevoli ad aziende del territorio come la Texa, che formano i nostri studenti e che fanno attività di formazione direttamente nei percorsi curriculari, e quindi perché no aprire per il post diploma e per l'ITS un percorso che è finalizzato quando ci siamo detti questa sera. Sicuramente sarà mio compito far presente al presidente e al direttore l'incontro così interessante e proficuo di questa sera. Grazie a tutti comunque. Grazie professore. Bene, quindi direi che l'obiettivo anche di questa serata insomma è stato raggiunto: raccontarci quello che l'ITS fa, i profili professionali che crea, ma anche e soprattutto dare il nostro punto di vista, dare il punto di vista delle nostre imprese, delle esigenze di professionalità, di competenza che le nostre imprese hanno. E per questo chiederei, proprio per concludere e dare un po' una valutazione finale sull'incontro e per trarre le conclusioni, chiederei al Presidente, ad Alessandro Nordio, Vicepresidente regionale del gruppo Taxi, di condividere con noi le sue riflessioni, che sono anche un po' le riflessioni di Confartigianato. Grazie.
Grazie a voi, buonasera, sono Alessandro Nordio, vengo per ultimo e quindi ho avuto modo di ascoltare tutti i vostri interventi e cercherò di farne una sintesi con l'obiettivo di far risultare la serata come lo è, particolarmente significativa, piena di spunti e sotto molteplici punti di vista. Credo che abbiamo tracciato una strada, ci avete dato delle idee, le abbiamo discusse assieme e abbiamo anche avuto la consapevolezza che la strada che abbiamo scelto oggi sia importante per orientare le nostre scelte, per aprire le nostre imprese alla modernità e soprattutto alle competenze di questi ragazzi che vengono da voi preparati. Credo che oggi abbiamo ragionato su 4 livelli. Il mondo delle imprese, abbiamo sentito le esperienze e le richieste delle imprese, abbiamo sentito due collaboratori che stanno attuando il loro percorso formativo e quindi hanno raccontato la loro esperienza, abbiamo sentito la proposta formativa della scuola, che ringrazio anche per diciamo così, l'attenzione sociale che ha posto ai temi che in qualche modo ha trattato, avendo un pathos su quelle che sono, diciamo così, le carenze, le mancanze e le necessità che ha questo Paese. Noi veniamo fuori da 18 mesi di pandemia, la crisi economica credo sia sotto gli occhi di tutti, la mobilità delle persone e anche delle merci è sostanzialmente stata in alcuni casi azzerata, meno 100% il porto crociere, meno 80% gli aeroporti veneti, meno 70% treni a alta velocità, metteteci il calo del turismo che mediamente nelle città d'arte è dell'80%, nelle altre realtà del 65%, smart working e quant'altro di fatto hanno ridotto la mobilità. Oggi, diciamo così, attraverso queste testimonianze che abbiamo ascoltato ed evidenziato la strategicità della collaborazione tra le nostre imprese e i giovani attraverso l'Istituto Superiore Tecnico. E è stato dimostrato attraverso questa riunione, questa serata, che il dialogo è possibile, è doveroso, ma è sostanzialmente necessario ed è un'occasione per provare a disegnare un futuro possibile. Le imprese hanno evidenziato alcuni temi contingenti del quotidiano e sulle quali dobbiamo porre l'attenzione. La questione delle patenti andrebbe vista nell'ottica dell'accesso alla professione, per esempio, cioè valorizzare la patente come una professione e far sì che il lavoro, cosa che in Italia negli ultimi decenni è stata un po' bistrattata, il lavoro diventi la parte centrale di un'impresa e non altre questioni che hanno molto a che fare con l'immagine, ma poco con la sostanza. Gli interventi dei colleghi imprenditori sono intervenuti nella tavola rotonda, hanno evidenziato una volta di più come le nostre imprese siano luoghi di formazione e apprendimento, dove i giovani studenti dell'ITS possono sperimentare, confrontarsi con noi, sviluppare competenze diverse, misurarsi con l'intero ciclo produttivo e abbiamo dimostrato che noi siamo pronti ad accoglierli, a farli entrare nelle nostre imprese e mettere noi alla prova delle loro capacità per disegnare appunto un futuro possibile. Perché dico questo? Perché non possiamo pensare di uscire dalla crisi che prima o poi finirà, speriamo prima che poi, con gli stessi modelli organizzativi, con gli stessi modelli di impresa, con le stesse diciamo così, strutture di impresa che abbiamo sperimentato nei decenni precedenti. Noi oggi dobbiamo uscire con un progetto di impresa diversa, per questo abbiamo necessità di competenze, di innovazione, di tecnologia, di specificità che ci consenta di creare valore aggiunto sul lavoro. Noi non possiamo pensare di continuare con modelli organizzativi del lavoro dove vince l'intermediazione del lavoro, magari attraverso piattaforme che hanno, diciamo così, residenza fiscale nei vari paradisi fiscali, scusate la ripetizione, ma dobbiamo valorizzare il lavoro, marginalizzare il lavoro del nostro territorio per creare ricchezza e lasciarla in Italia, perché se la ricchezza la produciamo in Italia, la lasciamo in Italia, ne beneficia la società nel suo insieme, in quanto il welfare nazionale sotto forma di pensione e di assistenza sanitaria, il gettito fiscale per le casse dello Stato rimane inalterato e consente a noi di guardare a un futuro che sostanzialmente più, diciamo così, equilibrato rispetto a modelli organizzativi che valgono in altri stati ma che non fanno parte del nostro
l'esperienza. Posso una volta di più affermare che il sistema di Confartigianato e le imprese ad esse associate, anche in un momento così difficile, chiedono di assumere, non chiedono di licenziare, al contrario di altri settori molto più vicini alla politica forse di noi. Il tema della cassa integrazione credo sia ben conosciuto a tutti. Abbiamo la necessità di introdurre anche nuove figure professionali che facciano del mondo digitale diciamo così, la sostanza e la base per far sì che il mondo analogico del lavoro abbia un futuro. E questo ha a che fare molto con la sostenibilità, quindi con, diciamo così, l'introduzione di politiche economiche e organizzative innovative che consentano ai territori di non distruggere l'ambiente e quindi di contribuire in tema di emissioni inquinanti a quelli che sono i grandi progetti mondiali su questo tema. Tra l'altro noi a Venezia abbiamo una responsabilità maggiore proprio per l'ambito in cui lavoriamo e le nostre imprese prosperano, e quindi questo aspetto in tema di motori a bassa emissione piuttosto che totalmente elettrici deve essere affrontato, soprattutto per quanto riguarda la nautica, perché ci sono grossi problemi dal punto di vista normativo su questo aspetto. I risultati del sondaggio che abbiamo effettuato rispetto a queste serate, che questa non è la prima, confermano questo particolare interesse diciamo così, a queste iniziative. Noi cerchiamo giovani figure professionali da inserire nelle nostre imprese, meglio ancora se fosse possibile a operazioni di politiche di apprendistato, in grado queste figure professionali di supportarci in quelle sfide in qualche modo in cui ho fatto cenno. Credo che gli istituti superiori di questo tipo possono per noi essere elementi sostanziali, ripeto, per uscire dalla crisi con modelli di impresa nuove. Anche questa sera abbiamo avuto un numero importante di partecipanti e credo che questa partecipazione conferma il fatto che stiamo andando nella giusta direzione. Noi complessivamente nelle 3 serate che hanno preceduto questa sera abbiamo avuto circa la partecipazione di 150 imprese, tutte accomunate da un unico obiettivo: andare avanti, non fermarci, contribuire allo sviluppo e alla crescita di questo Paese attraverso, ripeto, il focus oggi è su logistica e trasporti, ma ripeto, sulle strade di questo Paese passa, diciamo così, uso un termine inappropriato, mi scuso, il sangue dell'economia del Paese, e attraverso questo fluido così pieno di sostanza diamo, diciamo così, beneficio a tutto il Paese. Il decalogo che abbiamo all'inizio è stato elencato dal Presidente Varotto, credo che per noi sia il manifesto con cui nei prossimi mesi, nei prossimi anni lavoreremo su questi aspetti, e questo tipo di risultato sta andando addirittura oltre le nostre previsioni. Avremo altre 2 serate a breve, chiuderemo il 14 luglio e poi ci rivedremo tutti per la pausa estiva, e spero di essere partecipe per avere una giornata conclusiva rispetto agli istituti tecnici superiori, e serata che credo sia giusto ricordare che siamo tutti invitati. Grazie ancora, e mi permetto di chiudere con un ringraziamento ai funzionari di Confartigianato che in qualche modo, come sempre, dimostrano di portare le imprese su quella che è la strada diciamo così, più sostanziale per consentire all'artigianato, in questo caso del trasporto, di proseguire la sua lunga storia, che è ormai centenaria. Grazie. Grazie Presidente. Colgo appunto l'assist che faceva citando il sondaggio, anticipando che quindi domani riceverete una mail per chiedervi un po' un'opinione, una valutazione sull'incontro di oggi, ma soprattutto per raccogliere la vostra disponibilità di collaborazione con gli ITS, la vostra disponibilità di accogliere i ragazzi in stage, di portare testimonianza e di intervenire in modo importante, come auspicava anche il professor Aunisi, alla
coprogettazione dei percorsi formativi. Quindi io chiuderei qui, vi ringrazio per questa serata. La troverete registrata e riproposta sul canale YouTube di Confartigianato Imprese Veneto nei prossimi giorni a strettissimo giro, quindi questa come le altre serate che sono state che ci hanno anticipato, e come anche appunto le prossime 2 serate che porteranno poi alla chiusura di questo ITS Tour estivo. Mi ha anticipato il Presidente dicendo che appunto poi dopo la pausa estiva, da settembre in poi, riprenderemo le fila del discorso e ci ritroveremo per ragionare insieme su come sviluppare una progettazione, una collaborazione fattiva ed efficace con il mondo degli istituti tecnici scientifici. Quindi vi ringrazio e vi auguro una buona serata.